Nei giorni scorsi la paura dell'uragano Dorian. Passati questi momenti terribili, giovedì 12 settembre il nostro piccolo Joe sarà sottoposto al secondo intervento da parte del professor Paley e della sua equipe. Intervento necessario per l'allungamento della gambina per permettergli di correre e camminare con e come i suoi coetanei. È proprio la coraggiosa mamma Erika che ci racconta dalla Florida, all'indomani dell'incubo della tempesta di vento e pioggia che ha messo in ginocchio anche Miami, come sta andando e in cosa consisterà la prossima operazione. Ieri abbiamo fatto la visita preoperatoria e il dottor Peli ha detto che aprirà il ginocchio, andrà a ricostruire e se andrà tutto bene non perderà nemmeno un centimetro di quelli recuperati, che sono 4. E niente, poi dovrà tenere il fissatore che potrà già articolare da subito per 3 mesi e poi gli metterà una specie di tutore e potrà camminare da subito piegando il ginocchio. Piegare il ginocchio, vi rendete conto? Erika ha voluto condividere con tutti voi che avete permesso che un sogno diventasse realtà questi momenti di felicità somma, ma anche di forte apprensione. Siamo contentissimi, siamo tanto ansiosi. E come darle torto, ma senza dubbio la vicinanza di tutti noi, di tutti voi che avete nel cuore questo cucciolo di guerriero, darà a mamma Erika e a papà Bruno la marcia in più per affrontare questa nuova prova. Giovedì vi terrò aggiornati durante l'intervento e grazie, continuate a seguirci. Ciao!